La Turchia, dopo gli accordi per il cessate il fuoco in Siria, si ritrova a subire le rappresaglie terroristiche dell'ISIS. Le ferrovie italiane partecipano con successo al processo di privatizzazione e modernizzazione delle ferrovie elleniche. Il cibo prodotto secondo i dettami del Corano sta rilanciando le esportazioni dell'industria agroalimentare bosniaca. La Slovenia e il Friuli Venezia Giulia uniscono le forze per difendere l'ecosistema del Natisone e dell'Isonzo. Il patriarca Bartolomeo I è stato nella cattedrale di San Nicola a Bari, meta di pellegrinaggi per i fedeli ortodossi. Il terrorismo continua a flagellare la Turchia. L'attentato della notte di Capodanno a Istanbul è solo l'ultimo di una lunga catena di sangue. La strage è una risposta a quello che gli estremisti islamici considerano il tradimento di Erdogan. La Turchia, fino al fallito golpe militare, era la principale base logistica delle formazioni radicali sunnite in Siria, formazioni che con l'avvicinamento di Ankara a Mosca sono state poi lasciate al proprio destino. Il risultato di questo cambio di rotta è la firma del cessate il fuoco in Siria concordato con la mediazione russa, iraniana e turca. Cessate il fuoco ancora precario che però di fatto sancisce la vittoria di Vladimir Putin. Un salto mortale diplomatico e strategico, quello di Erdogan, che espone la Turchia al risentimento dei radicali islamici. L'abbandono del campo sunnita da parte di Erdogan della Turchia ha provocato la rappresaglia del terrorismo dell'ISIS, anche per colpire questa nuova inedita alleanza tra la Turchia e gli sciiti dell'Iran e la Federazione Russa, nemico dichiarato dei terroristi che li ha attaccati, combattuti e vinti ad Aleppo in Siria. L'avvicinamento di Erdogan a Putin, impensabile solo fino a un anno fa, è il risultato del fallito golpe militare. Erdogan è convinto che i golpisti non potevano agire senza il benestare dell'amministrazione Obama. Per questo le epurazioni hanno colpito soprattutto i militari, la cui carriera si è sviluppata all'interno delle strutture dell'Alleanza Atlantica. Queste epurazioni e l'avvicinamento della Turchia alla Russia provocano un palese imbarazzo alla NATO. Erdogan però sa fare politica, ad esempio cercando una sponda negli ambienti vicini a Donald Trump e facendo presente agli alleati occidentali che la NATO aveva già collaborato con Mosca ai tempi dell'invasione dell'Afghanistan e prima durante le guerre nella ex Jugoslavia. In quell'occasione vi fu un accordo tra Stati Uniti, i paesi della NATO e la Russia. Si era creato addirittura dei contingenti comuni. Erdogan non è quindi un innovatore in questo senso, è casomai un estensore di una cosa che è già successa ai confini sud dell'Europa. In questo caso Erdogan pensa a quello che è stato fatto nell'accordo tra russi e americani in Bosnia e pensa a quello che potrebbe accadere in Siria. Quindi c'è una nuova strategia di area che va assolutamente esplorata e Erdogan lo sta facendo. Ma questo non era il ruolo dell'Italia? È il ruolo dell'Italia. Si tratta di prendere le responsabilità riguardo questo ruolo e convincere l'Europa che il futuro del vecchio continente si gioca nel Mediterraneo orientale sui problemi come quello della Turchia e della Siria e non nei paesi del nord. In questo contesto la guerra in Ucraina? L'Ucraina è una guerra a bassa intensità che può essere risolta soltanto con un forte intervento, in questo caso sinceramente da parte della Germania. Dovremo vedere quindi cosa accadrà alle elezioni tedesche e quale sarà l'atteggiamento del nuovo premier tedesco nei confronti della presidenza Trump, ma questo è tutto ancora da scoprire. L'ordine dall'Europa è stato perentorio. Per migliorare i conti la Grecia deve accelerare il processo di privatizzazione. Ad aver fatto ottimi affari i cinesi che dopo aver acquistato il Pireo con la Cosco si sono appropriati attraverso la State Grid Corporation del 25% della rete elettrica Avmie, costo 320 milioni di euro. Ma anche gli italiani non sono stati a guardare. Mentre Snam corre per acquisire parte del gas greco di Vesfa, le ferrovie dello Stato si aggiudicano Trennosec.
Philippos Tsalidis è da 9 mesi AD di Trenrosé. È lui che ha portato a termine la vendita sedendo al tavolo con Ferrovie dello Stato SpA e TAIPEV, il fondo greco per le privatizzazioni. Per l'AD anche gli italiani hanno fatto un ottimo affare. Ho studiato in Italia e conosco bene le ferrovie italiane. Sono tra le 2-3 migliori d'Europa e nella misura in cui lo Stato greco lo consentirà ci saranno miglioramenti. La Trenrosé ha 2 patrimoni importanti, i conduttori e il personale viaggiante. Con l'acquisto le ferrovie italiane resteranno per altri 2 anni in una posizione di monopolio, forse oltre, visto che l'Unione Europea ha proposto per tutti gli Stati membri di accettare situazioni dominanti fino al 2020. Trenrosé oggi è una società indipendente, gestisce i servizi ferroviari per passeggeri e merci in tutta la Grecia, operando in leasing sulle linee e con il materiale rotabile di proprietà del gruppo SE, la compagnia nazionale di cui era parte fino a quando è stato imposto la separazione tra proprietà e gestione commerciale. Ogni anno 8 milioni e mezzo di persone usano la linea Atene-Patrasso e altri 7 milioni e mezzo si muovono tra la capitale e Salonicco per raggiungere l'Europa o la Turchia. Gli italiani ci hanno visto lontano, ci dice l'ingegner Tsalidis. In Grecia l'operazione ferrovie è ricca di prospettive. Γύρω στα 2 χρόνια από τώρα και υπάρξει η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης. La OSE sta affrontando importanti ammodernamenti, sia che si parli di infrastrutture che di materiale rotabile. Nel 2018 saranno completati il doppio binario e l'elettrificazione, ben 500 km tra Atene e Salonicco, in parte già funzionante. La Trenrosé quindi sarà competitiva su quell'asse anche con gli aerei. Ecco perché, se fossi al posto delle Ferrovie dello Stato SpA, penserei seriamente ad acquisire la EST. Anche lei è sul mercato delle privatizzazioni. Sarebbe il completamento più giusto dopo l'acquisizione di Trenrosé, che non può non avere una società che si occupi di manutenzione. Un ulteriore incoraggiamento a FS Italia, che dopo i 45 milioni spesi a luglio 2 mesi fa ha manifestato interesse per l'acquisto del 100% proprio della società greca che fornisce i servizi di manutenzione del materiale rotabile di Trenrosé. Poi c'è la grande partita del Pireo. Il contratto per la privatizzazione di uno degli scali più grandi del Mediterraneo, 25.000 navi l'anno, a favore della cinese COSCO Pacific, durerà fino al 2052, generando un beneficio all'economia greca stimato fino a 4 miliardi di euro su base annua. Un accordo che ha accorciato la via della seta, detto siglandolo il premier Tsipras. Una condizione, viene sottolineato nella sede di via Karolu, di cui beneficeranno anche le ferrovie italiane. I cinesi hanno il porto e hanno le merci, ma avranno bisogno dei treni per portarle in Europa. In Romania il premier incaricato Sorin Grindeanu ha raggiunto un accordo con gli alleati del Partito Liberale e si appresta a presentare il governo in Parlamento. Il presidente della Repubblica, il conservatore Klaus Iohannis, ha conferito l'incarico al 43enne socialdemocratico Grindeanu dopo aver bocciato la brillante economista Sevil Saideh, che sarebbe diventata la prima donna musulmana a ricoprire quella carica. Grindeanu è un membro del Partito Socialdemocratico, vincitore delle elezioni dell'11 dicembre scorso e presidente del Consiglio della provincia di Timis. La nomina della Saideh aveva suscitato polemiche perché il marito, di origini siriane, aveva postato messaggi sui social a sostegno del presidente al-Assad. Molte associazioni per la difesa dei diritti civili avevano invece accusato il presidente Iohannis di aver bocciato la candidatura della Saideh per misoginia e razzismo nei confronti della minoranza islamica. La Bosnia ed Erzegovina, straziata dalla guerra degli anni 90, non riesce ancora a rialzarsi. Il quadro politico disfunzionale, le divisioni etniche impediscono anche la rinascita economica del paese. Una delle poche eccezioni in un quadro economico devastato è la produzione di cibo halal, alimenti prodotti e confezionati rispettando i dettami del Corano, una produzione indotta sia dalla storia della Bosnia sia dai recenti investimenti delle monarchie arabe. In Bosnia l'industria alimentare ma anche il turismo si stanno decisamente riconvertendo
convertendo agli standard halal, una conversione percepita come un'occasione per trovare nuovi mercati. Amir Sakic guida l'agenzia bosniaca per la certificazione halal. Mi još uvijek imamo situaciju da je približno. La situazione è chiara. Il 27 o 28% degli abitanti del mondo sono consumatori halal, ma soltanto il 17% degli alimenti sono prodotti con un certificato halal. Le analisi halal non si limitano agli insaccati o alla carne conservata, ma sono estese anche a tutti i prodotti agroalimentari. Particolarmente accurate le analisi degli amidi, dei cereali e delle farine. Vasvia Polio è la responsabile del controllo qualità della CLAS, la più importante industria agroalimentare della Bosnia e Erzegovina. Il certificato halal non attesta soltanto l'assenza di carne suina nel prodotto, ma anche l'assenza, ad esempio, di pesticidi o di metalli pesanti o di qualsiasi altra sostanza pericolosa per la salute. Gli imprenditori bosniaci vedono nella produzione halal una delle poche opportunità per creare lavoro e fare uscire il paese dalla depressione economica. Amir Bukvic è il direttore Bosnia Bank International, un istituto controllato dai fondi sovrani delle monarchie arabe. Il halal è una delle strade per la nostra crescita. È un corridoio verso il mondo, un mondo che è anche islamico. La Bosnia, dopo la guerra degli anni 90, è diventata nel mondo arabo e più in generale in quello islamico una delle destinazioni europee più gettonate. La storia recente, quella del periodo ottomano, ma anche le bellezze naturali dei luoghi e soprattutto le terme e l'abbondanza di acqua richiamano frotte di turisti sauditi, degli Emirati, ma anche indonesiani, persone per le quali è stata adeguata agli standard halal anche l'offerta alberghiera. Sicuramente grazie alla certificazione halal abbiamo aumentato il numero degli ospiti. So che anche altri alberghi hanno chiesto il certificato halal. Credo che questo rafforzerà in modo significativo il turismo in Bosnia ed Erzegovina. I bosniaci intanto, quelli di fede musulmana, per i loro pasti continuano a consumare il loro cibo halal, non necessariamente certificato, comprandolo nelle botteghe di sempre. Gli artigiani e i commercianti hanno però adeguato l'offerta ai tempi. Davanti a questo forno, nel centro storico di Sarajevo, c'è sempre la fila. Vi si vende il somun, la tipica pagnotta di pane arabo, ma anche la sua variante più ricca che si fa per le feste del Ramadan, il Ramazanski somun. Una concessione al consumismo, ora il somun del Ramadan si cuoce ogni giorno dell'anno. Un caso di influenza aviaria è stato riscontrato mercoledì nella zona di Pragersko, nel nord-est della Slovenia. Si tratta del primo caso di virus H5N8 emerso nel paese. Il ceppo è stato individuato in un cigno. Alle aziende agricole dell'area è stato ordinato di tenere i propri volatili d'allevamento all'interno di capannoni, allo scopo di prevenire il diffondersi del virus ad altri animali. La quarantena per pollame, tacchini, oche e papere d'allevamento è stata decisa dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare e dall'Ufficio Veterinario della Slovenia. Casi di influenza aviaria sono emersi in numerosi paesi europei nei mesi e nelle settimane recenti. Sono interessate Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria e Slovacchia. Un caso è stato riscontrato anche in Friuli Venezia Giulia. Italia e Slovenia si alleano in campo ambientale grazie all'iniziativa dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, che ha portato la firma a Gorizia di un accordo di cooperazione per condurre campagne comuni di monitoraggio anche con forme di integrazione tra i diversi laboratori. La cosa che desideriamo di più è collaborare in quei settori che non hanno confini, a partire dalla questione dell'inquinamento dell'aria. Non c'è dubbio che respiriamo la stessa aria. Il secondo ambito è quello del mare, dato che abbiamo in comune il Golfo di Trieste. Il terzo punto invece riguarda il fiume Isonzo, dove condividiamo gli stessi problemi e abbiamo gli stessi obiettivi di monitoraggio delle acque. La cooperazione ambientale tra la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia consentirà di avviare iniziative comuni anche sui fiumi transfrontalieri. Noi abbiamo fiumi di confine importanti, il Natisone e l'Isonzo, su cui è importante conoscere lo stato chimico, biologico, ecologico dei fiumi e studiarlo con le stesse tecniche, le stesse metodiche, confrontando i dati in maniera collaborativa.
Il sottosegretario sloveno per l'ambiente Lidia Stebernak ha evidenziato le ricadute positive che una collaborazione ambientale può avere anche su altri settori, quali il turismo. Si tratta di una collaborazione ampia che può sostenere anche il turismo, l'economia verde. Pensiamo ad esempio alla realizzazione di piste ciclabili comuni in Slovenia e Italia. La cooperazione transfrontaliera in questo campo non ha alternative perché l'inquinamento non conosce confini. Lo riconosce la Commissione europea finanziando generosamente progetti nel settore. Quella che è stata storicamente una posizione di limite della nostra regione sul confine, ora invece diventa una grandissima opportunità di collaborare e anche di accedere a finanziamenti che consentiranno di conoscere meglio e proteggere meglio l'ambiente. Non è un caso che l'accordo sia stato firmato a Gorizia, città a lungo divisa e che oggi, come ha ricordato l'assessore regionale Sara Vito, può rappresentare lo spirito dell'Europa, diventando punto di riferimento per i temi di collaborazione ambientale transfrontalieri. Centinaia di cellulari immortalano attimi di storia, una pagina del dialogo tra cristiani d'Oriente e d'Occidente, scritta sulla tomba di San Nicola. Noi abbiamo veramente gioito con voi in questo nostro pellegrinaggio, il primo di un patriarca ecumenico in questa terra, e siamo particolarmente grati al Signore. Una lampada con una sola fiamma, alimentata con olio della Grecia e della Puglia. Il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I e l'arcivescovo di Bari Monsignor Francesco Cacucci aggiungono un nuovo tassello alla storia di un'amicizia sincera tra le due chiese, un nuovo passo che irrobustisce il dialogo mentre prosegue il cammino verso l'unità tanto attesa. La visita di Sua Santità Bartolomeo I è un vero e proprio sigillo sull'universalità del Santo di Mira. Dopo aver pregato sulla sua tomba nella cripta della basilica dedicata al santo, il primo pensiero è per Papa Francesco, unito spiritualmente in preghiera da Roma. A cui inviamo il nostro saluto ed il bacio di pace assieme con la nostra gratitudine per il suo messaggio di oggi. Così la diocesi di Bari e la Puglia confermano la loro vocazione a creare ponti. Lo ha sottolineato anche il Papa dopo aver rivolto il suo saluto affettuoso al fratello ortodosso in un telegramma letto dall'arcivescovo Cacucci. La facoltà teologica pugliese e l'intera Chiesa di Puglia testimoniano la loro fedeltà alla vocazione di essere ponte tra i cristiani di Oriente e di Occidente. Il pellegrinaggio sulla tomba del santo si è svolto in 2 tappe, prima Lecce, poi Bari. Il patriarca ha ricevuto la laurea honoris causa in archeologia dall'Università del Salento e ha inaugurato l'anno accademico della Facoltà Teologica Pugliese con una lezione sulla necessità di fare comunione, il pensiero più ricorrente ai migranti che perdono la vita nel Mediterraneo. Oggi, purtroppo, ancora una volta, il mare Mediterraneo, mare di cultura, mare di solidarietà, mare di collaborazione, è divenuto mare di ondate di profughi e migranti da ogni dove. Come cristiani non restiamo indifferenti a questo grido di dolore e questa terra sappiamo che continua a fare la sua parte. Dio ci ama follemente, ha sottolineato il patriarca di Costantinopoli. Può tutto tranne che costringerci ad amarlo. L'importanza di fare esperienza di comunione con il Creatore e tra di noi è l'eredità che lascia il pellegrinaggio di Bartolomeo I in Puglia.